essere. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella invia un messaggio ai familiari di Antonino Modica, il carabiniere impegnato ieri nei rilievi di un guasto a un'autocisterna a Villa Marzana, travolto e ucciso da un tir. Tornava a casa a bordo della sua Harley e con la figlia sul sellino, poi l'incidente: è morto ieri sera Aldo De Rossi, medico molto amato nel Rodigino, ferita la piccola. I ladri fuggono a folle velocità inseguiti dalla polizia, spari in aria e infine lo speronamento. È stata una nottata di ordinaria follia a Torre di Mosto per l'arresto di malviventi. Ha avuto un problema al decollo, il motore su di giri, così un amico sotto shock ricorda gli istanti prima dello schianto del piccolo elicottero di Eros Antoniazzi, morto a 41 anni a Caposile. A fuoco un'altra auto nella notte in via Pinelli a Treviso, quarto attentato incendiario in 3 mesi. È terrore, i residenti evitano di raccontare per paura di ritorsioni. Troppo caldo a casa e così l'ex detenuto chiede di tornare al fresco nella sua cella del San Pio X, ai confini della realtà, quanto preteso da un moldavo di 29 anni tornato dietro le sbarre. È la grande notte del Redentore a Venezia, tutto pronto per la festa, ma a sorpresa niente tornelli. La città si affida al lavoro di nuovi steward per la gestione dei flussi turistici. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. La nostra regione e non solo, l'Arma dei Carabinieri in particolar modo sotto shock per la morte ieri sera dell'appuntato scelto Antonino Modica, travolto e ucciso da un tir nel Rodigino mentre era impegnato nei lavori di rilievo per lo sversamento di liquido da un'autocisterna. Mattarella, il ministro della difesa e molti altri si sono stretti intorno alla famiglia. Non avrebbe fatto in tempo a scartare per evitare l'autocisterna ferma e i militari impegnati nei rilievi. Potrebbe essere questa la spiegazione del dramma che ieri nel tardo pomeriggio è costato la vita ad Antonino Modica, appuntato scelto 55enne, travolto e ucciso dal tir sulla Transpolesana nella zona di Villa Marzana. Ecco il luogo della tragedia nelle immagini di Rovigo in diretta. Grave l'autista della cisterna, ferma per perdita di gasolio, emergenza per la quale il capo equipaggio della stazione di Arquà Polesine era intervenuto. L'Arma in lutto in queste ore ha fatto sentire la propria vicinanza alla moglie e ai 2 figli del militare. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha scritto al comandante generale: ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell'appuntato scelto Antonino Modica, la prego di far pervenire ai familiari i miei sentimenti di commossa partecipazione al loro cordoglio. Con un tweet interviene anche il ministro della difesa Elisabetta Trenta, esprimendo cordoglio alla famiglia e all'Arma a nome delle forze armate. Per l'intera giornata le istituzioni hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia del carabiniere morto nel Rodigino, messaggi dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Graziano, e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Vecciarelli. È morto come è vissuto, nel dovere per il dovere. Il suo sacrificio resterà vivo nella memoria di tutti i carabinieri, si legge in una nota del comandante dell'Arma, il generale Giovanni Nistri, inviata alla moglie Elisa e ai figli Luca ed Elena. E ancora in provincia di Rovigo, ad Adria, si schianta con la moto contro il guardrail, muore Aldo De Rossi, 42 anni, noto medico originario di Chiuppano nel Vicentino. Ferita la figlia 12enne, centinaia messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. Il Polesine è sotto shock. La notizia della morte del noto medico Aldo De Rossi, 42 anni, è arrivata come un macigno. L'uomo si trovava in sella alla sua moto, una Harley, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail. Ferita la figlia 12enne, ricoverata in ospedale con escoriazioni multiple. De Rossi è morto invece poco dopo l'arrivo in nosocomio. Il grave incidente stradale è avvenuto poco dopo mezzanotte in via Chiappara ad Adria. Era molto conosciuto in città. La notizia si è diffusa immediatamente, lasciando pazienti, colleghi ed amici sotto shock. De Rossi era originario di Chiuppano nel Vicentino, ma dal 2004 lavorava come chirurgo ed endoscopista nella casa di cura Madonna della Salute di Portoviro. Grande dolore nella struttura privata. De Rossi, ha detto l'amministratore Stefano Mazzuccato, era una persona squisita ed un ottimo professionista, con delle doti umane che gli consentivano di mettere a proprio agio colleghi e pazienti. E questa mattina sulla pagina Facebook del medico sono stati
stati postati centinaia di messaggi di cordoglio. Per la casa di cura è una grave perdita, ha concluso l'amministratore. Credo sinceramente che De Rossi abbia interpretato al meglio quello che per noi è una missione, essere persone al servizio di altre persone. La dinamica della tragedia è ora al vaglio dei carabinieri di Adria. E poi quel piccolo elicottero precipitato ieri in serata a Caposile, costato la vita, lo sapete, a Eros Antoniazzi, 41enne di Motta di Livenza. L'incidente attorno alle 19:30, ai microfoni di Antena 3 parla l'amico che lo ha visto al decollo e ha seguito praticamente l'intera scena in diretta. È una tragedia. Più che un socio era un amico. C'è grande sconforto e tanta amarezza tra i conoscenti di Eros Antoniazzi, il 41enne di Motta di Livenza, titolare di un'azienda di autobus, che ha perso la vita dopo essersi schiantato a terra con l'elicottero del presidente del campo di volo, Eric Kustascher. Paracadutista e grande appassionato di volo, aveva chiesto a fine giornata il permesso di pilotare l'elicottero fino all'hangar. Subito dopo il decollo, però, fra i presenti si era intuito che qualcosa non andava. Quando è partito, probabilmente la fretta o qualcosa ha saltato la procedura del decollo e il motore è andato su di giri, tutti quanti l'abbiamo sentito e l'ho chiamato e dice: guarda che c'hai i giri, accende il governor e lui mi ha sentito perché ha detto sì, giri alti, e in quella fase là probabilmente è andato in palone e ha fatto il contrario della risoluzione del problema, ecco. E il motore è andato alle stelle come giri, ha superato tutti i fattori di carico del rotore, che poi ha ceduto qualcosa e poi è innescato la rottura di tutto il resto, no? È venuto giù. Immediato l'allarme lanciato da chi ha assistito alla tragedia. Purtroppo però, quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno subito capito che non c'era più nulla da fare. Niente, ha preso il moto sul colpo, è venuto giù da 20-30 metri circa. Questa mattina i carabinieri hanno assistito al trasferimento dell'elicottero, posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, per effettuare gli accertamenti necessari a capire il motivo dell'improvvisa perdita di quota. Grande commozione anche a Motta di Livenza, dove Antoniazzi viveva. Sotto shock le sorelle Barbara e Lara e la fidanzata che lo attendeva a casa. È un disastro per tutti, non ci voleva. Sai. E poi il Far West a Torre di Mostolo, la notte, inseguimenti, speronamenti, addirittura spari in aria, raccontano i testimoni durante un'operazione della polizia che ha portato all'arresto di una banda di ladri. Guardate queste immagini. 21:55 di venerdì, in piazza Torre di Mosto, 3 auto sfrecciano ad alta velocità. 2 di queste speronano una terza, dalla quale gli occupanti scendono per darsi alla fuga. Tutto accade sotto gli occhi di automobilisti e passanti che osservano smarriti la scena da Far West, e tutto viene impresso nel nastro del sistema di videosorveglianza della zona. Oggi quella scena da brividi ha una spiegazione. Si è trattato delle fasi finali del blitz degli uomini della squadra mobile di Pordenone, che hanno fatto scattare l'operazione Transfert, che ha disarticolato un'organizzazione criminale transnazionale operante tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, specializzata in furti nei centri commerciali con la tecnica della spaccata. 4 le persone arrestate in flagranza tra le province di Venezia e Pordenone, 2 delle quali destinatarie di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone per il furto aggravato in concorso dell'8 marzo scorso in un negozio di articoli di telefonia ed elettronica. L'operazione di polizia si è conclusa nel Veneziano, a Torre di Mosto, al termine di un inseguimento iniziato nella zona di Caorle. Durante il blitz gli agenti hanno anche esploso 3 colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Era dallo scorso mese di marzo che la polizia cercava di dare un volto e un nome alla banda di ladri. L'indagine era stata avviata dopo un furto in un centro commerciale friulano che aveva fruttato un bottino di 42.000 euro. Dopo aver abbattuto la vetrata di un negozio di elettronica con un'auto usata come ariete, i malviventi erano riusciti a impossessarsi di 74 smartphone. Già da fine giugno l'inchiesta aveva permesso di identificare 2 dei presunti colpevoli, i cui spostamenti sono stati tenuti sotto controllo per riuscire a individuare tutti i componenti del gruppo criminale.
Ieri pomeriggio alla coppia di romeni si sono aggiunti 2 connazionali giunti a bordo di un Audi A8 che al termine dell'operazione è stata posta sotto sequestro. La banda si è data appuntamento a Caorle con l'intento di compiere nella notte l'ennesima spaccata in un centro commerciale di elettronica del Veneto orientale. Prima che i malviventi entrassero in azione, il via libera all'operazione della Polizia di Stato. E poi una storia che ha dell'incredibile, lo dicevamo questa mattina, perché torna a colpire il piromane della zona di via Pinelli a Treviso. Nella notte il 4º rogo nel giro di pochi mesi che semina il terrore tra i residenti. È dal 10 di maggio che noi non dormiamo tranquilli. Cioè, non hai mai idea di cosa possa capitare. È l'ennesimo rogo che scuote questo angolo di città, tra stazione e put. E tra i residenti del quartiere si fa strada un sentimento di paura sempre più tangibile. Vicolo Fratelli Bandiera, angolo con via Cacciatori del Sile. Nella notte, poco prima delle 3, va a fuoco questa Citroen C3 parcheggiata sotto un condominio, in uno stallo pubblico. Le fiamme si diramano da sotto il motore, fanno esplodere il vetro e lambiscono le persiane dell'appartamento adiacente, deformandole, e non risparmiano la vettura parcheggiata di fronte. È il 4º episodio del genere nel giro di pochi mesi ed il modus operandi pare essere sempre lo stesso. Carta igienica posta sotto il motore, come in questo caso, o sul lato posteriore, successivamente data alle fiamme. È la mano dello stesso piromane che sembra ormai tenere sotto scacco tutto il quartiere. I residenti osservano con stupore, rabbia e senso di impotenza quanto accaduto e si dicono impauriti al punto da non voler farsi inquadrare per timore di ritorsioni. Stanotte è questa, io sono stata svegliata alle 2:40 da un botto e le assicuro che è una sensazione, fumo pazzesco, siamo invasi, e poi hanno fatto quell'altro. Una cosa che ci lascia interdetti perché e anche molto preoccupati. La speranza è che gli agenti della questura che stanno indagando sul caso arrivino al più presto a catturare il responsabile. Nel frattempo ogni notte è un punto interrogativo. Pensiamo che possa succedere ogni notte ormai. È incredibile. Cosa si può fare? Niente, sperare. Tutto è iniziato i primi di maggio con le fiamme appiccate alle cassette delle lettere nell'androne di questo condominio in via Cacciatori del Sile. Poi l'incendio di un motorino vicino all'ex sede della Croce Rossa, quindi a fine maggio di un'auto lungo vicolo Fratelli Bandiera, non lontano dal rogo di stanotte. Ed infine, nella notte tra l'11 e il 12 giugno, l'incendio di un'Opel Corsa posteggiata in via Cacciatori del Sile. Per non parlare di altri episodi minori, ma non meno preoccupanti, come il lancio ripetuto di avanzi di cibo sui giardini o sulle terrazze. La misura, dicono gli abitanti, è colma. Forse delle telecamere di sorveglianza aiuterebbero ad incastrare il piromane, sperando che nel frattempo non accada l'irreparabile. Chiederei di mettere telecamere, almeno da via Pinelli, in questa zona, perché proprio si ripetono episodi di questo genere. È di una pericolosità. Se c'è una macchina con il GPL diventa una bomba, ci butta giù il condominio. Non possiamo più tollerare questa cosa. Ora ci spostiamo invece nel veneziano. L'organizzazione di nigeriani che controllava lo spaccio a ridosso della stazione di Mestre non esiste più, come abbiamo raccontato e documentato in questi giorni, ma ora Marghera si teme che una nuova cittadella della droga possa sorgere all'altro capo del sottopasso ferroviario. Qual è il problema adesso? Che esisteva anche prima, il fatto che è passato questo momento importante da parte delle forze dell'ordine, si sposti un po' verso fuori Mestre, quindi l'elemento del quartiere, il territorio più vicino, quindi che è collegato da sottopasso, è Marghera. Mentre in via Monte San Michele regna finalmente la quiete, i marciapiedi sono di nuovo percorsi da famiglie e bambini dopo la maxi operazione contro la banda di nigeriani che teneva in pugno il quartiere, a Marghera si notano già i primi segnali. Tossici e spacciatori cominciano a radunarsi dall'altro lato della stazione ferroviaria. Rispetto alla Gazzera, rispetto a quelli che sono i territori limitrofi, diciamo così a nord di Mestre, Marghera potrebbe essere più predisposta, visto che c'è anche un problema di prostituzione importante, potrebbe essere più predisposta ad accogliere in futuro queste situazioni, su questo dobbiamo prestare attenzione. La municipalità di Marghera, annuncia il suo presidente Gianfranco Bettin, si costituirà parte civile nel processo contro l'organizzazione di pusher nigeriani e chiede alle forze dell'ordine di vigilare perché non si formi un nuovo quartiere dello spaccio tra l'abbandonato edificio dell'ex Monteverdi e il famigerato sottopasso ferroviario, già teatro di numerosi episodi di criminalità.
c'è questo buco nero che non solamente la Monteverdi, ma tutta l'area dove doveva sorgere il famoso grattacielo della Salini su questo, no? Quindi quella è una zona di forte degrado e quindi deve intervenire la pubblica amministrazione su questo. Da anni noi ci stiamo battendo perché vengano recuperati. La nostra indagine non ha posto fine allo spaccio di droga in terraferma, riconosceva lo stesso procuratore capo Bruno Cherchi all'indomani dell'operazione. Per stroncare il fenomeno gli strumenti repressivi non bastano, servono anche quelli sociali. Per questo, scandiscono dalla municipalità, chiediamo al comune di costringere le proprietà dell'ex Monteverdi e dell'ex Kral Monterison a mettere in sicurezza gli stabili, impedendo che tornino a essere covi dei mercanti di morte. La Monteverdi noi le avevamo proposto come futuro luogo del nuovo distretto sanitario su questo. Anche la regione e le ASL hanno detto picche, insomma, perché abbatteranno quello già esistente e costruiranno quello nuovo, quindi quello rimarrà un punto vuoto, un nuovo vuoto a ridosso della stazione e quindi favorevole ad accogliere poi eventuali esodati, diciamo così, esodi da parte di Messer. A casa fa troppo caldo e così un ex detenuto chiede di tornare al fresco, immaginate dove? Vicenza, scherzi di una torrida estate. Un 29enne moldavo dai primi di luglio in detenzione domiciliare a casa con permesso di uscire, nel cuore della notte suona il portone del carcere San Pio X chiedendo di poter essere incarcerato. Possiamo solo immaginare la sorpresa dalle guardie penitenziarie che a questo punto hanno chiamato le volanti. Agli agenti intervenuti il 29enne avrebbe dichiarato che a casa dove convive con una compagna sarebbe troppo caldo e poi, forse resosi conto della blanda motivazione, ha aggiunto che le prescrizioni della detenzione domiciliare sarebbero troppo dure, nonostante potesse uscire di giorno per cercare lavoro. Notizia del tardo pomeriggio di oggi, il Tribunale di Rovigo ha assolto tutti i secessionisti lombardo-veneti che erano accusati di associazione sovversiva per aver programmato l'occupazione di Piazza San Marco, ricorderete, a Venezia a bordo di un tanco. Erano 46 complessivamente gli imputati e per 15 era già stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare. Per i restanti 31 coinvolti è arrivata oggi la soluzione. Nell'aprile 2014 furono 24 i secessionisti che vennero arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia. In sede processuale è stato modificato il capo d'accusa, diventato associazione sovversiva e trasferito il processo a Rovigo per competenza territoriale perché il tanco era stato realizzato in un capannone nel Padovano. Il processo ai secessionisti lombardi e veneti che nel 2014 voleva occupare Piazza San Marco proseguirà solamente per i 15 imputati limitatamente alla costruzione del tanco che vedete appunto in queste immagini. Lì era tenuto proprio in quel capannone Casale di Scodosia. Non si placano le polemiche dopo l'annunciata sperimentazione Siamo a Padova dal prossimo 23 luglio per quanto riguarda la ZTL. Vediamo i residenti al centro. Noi lavorando qui in zona abbiamo raccolto purtroppo tantissime lamentele, in particolare dai residenti che in questo modo si vedono limitati nella loro libertà di poter invitare, di poter fare arrivare i familiari. Ci sono tantissime persone anziane. Residenti e commercianti di Via del Santo si sono incontrati oggi all'ombra delle cupole della Basilica per confrontarsi sull'estensione dell'orario della zona a traffico limitato fino alle 23:30 che scatterà il prossimo 23 luglio. La paura di molti è quella che questa strada, senza più il passaggio delle auto, diventi come via San Francesco, chiusa al traffico ma non agli spacciatori. È una strada morta, si trova solo facilmente lo spaccio serale e c'è anche da dire che questo esempio dovrebbe indurre a consigli diversi questa amministrazione, che doveva essere l'amministrazione dell'ascolto e invece l'amministrazione dell'ascolto imposto dall'alto. In Via del Santo vive anche questa suora francescana dei poveri e anche lei, come molti, è preoccupata per l'estensione dell'orario della ZTL. Abbiamo suore anziane, abbiamo delle problematiche e se vengono delle persone che ci devono dare una mano non possono entrare, per cui la cosa ci limita molto. I problemi delle piazze con il parcheggio selvaggio, gli schiamazzi notturni, qui non sussiste, riferiscono i cittadini. Che se il problema, come è stato detto, riguarda Piazza Duomo e Piazza Capitaniato, va risolto in quelle zone lì, non a monte. In centro non sono le macchine che entrano la sera il problema, sono i delinquenti che fanno ciò che vogliono. Sapete bene che ad esempio in questa via problemi di parcheggio selvaggio non c'è perché non c'è oggettivamente il posto e quindi
Molte di queste case hanno il giardino interno, non potranno ospitare nel proprio parcheggio gli ospiti. I negozi aperti creano sicurezza e vivacità. Sono importanti non per i negozianti, ma anche per i residenti sono importanti, perché questo è oggetto di comunicazione e fa sì che la malavita rimanga fuori dalla città. Ci fermiamo per qualche istante, poi vedremo l'attesa per il Redentore e la finale dei mondiali. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, niente tornelli questa sera a Venezia per il Redentore, ostacolerebbero il deflusso della folla e l'improvvisa decisione inevitabilmente scatena nuove polemiche da rimandare però ai prossimi giorni perché oggi è il giorno della festa. Redentore è la festa più bella che esiste a Venezia. Al manco ti vede anche cori sul cielo, no? Salute. Parte la festa e si mette in moto anche la macchina della sicurezza per il Redentore in attesa dello spettacolo pirotecnico di stasera. Nessun tornello ai piedi del ponte di Calatrava, contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi. L'amministrazione comunale all'ultimo momento ha rinviato lunedì il posizionamento dei varchi per evitare, spiegano, di intasare il deflusso dei circa 100.000 partecipanti alla festa. Una decisione destinata a rilanciare le polemiche sull'utilità di uno strumento pensato appunto per afflussi eccezionali, ma che ora sembra controindicato proprio in queste circostanze. Problema in ogni caso lontanissimo dai pensieri dei veneziani in questa giornata di festa, che ha visto i molti baccari della città storica riempirsi di clienti fin dalle prime ore del mattino. Per il Redentore, sì, abbiamo iniziato presto stamattina, vero? Ho lavorato fino adesso, ma insomma adesso. E adesso inizia la festa. Esatto, fino a questa sera. Siamo prontissimi qua. Ci divertiamo, cioè, stiamo in spiaggia, magari parliamo, stiamo su tutta la notte. E dopo andiamo a vedere i fuochi dall'altra parte della sponda, diciamo. Fa caldino, ma ce la sghignaziamo lo stesso, dai. Per una volta finalmente non piove. In mancanza dei tornelli, il piano è lo stesso dello scorso anno. Rive a numero chiuso e accessi controllati modello Carnevale intorno all'area marciana, dove il limite massimo di presenza è fissato in 45.000 tra Piazza, Riva e Molo. 22.000 al tetto La Giudecca e 7.000 alle Zattere. Puntuale alle 23:30 scatterà la magia dei fuochi. Non tutti i veneziani, come sempre, assisteranno allo spettacolo. Per molti la ressa della giornata è un prezzo troppo alto. Siamo veneziani, ma oggi eccezionalmente scappiamo e andiamo in Puglia, perché mia moglie è un po' allergica alla barca. Comunque lo porti in Puglia, no? Non è che andiamo proprio in uno schifo di posto, Allora, adesso tra l'altro bisogna aggiungere che c'è una nuova allerta meteo per le prossime ore fino a martedì, da stanotte forse temporali, quindi andrà meglio in Puglia. Domani sera la finale dei mondiali di calcio vedrà fronteggiarsi Croazia e Francia. A Venezia vediamo per chi tifano. Domani finale mondiali Francia-Croazia, per chi tifiamo? Ah beh, Croazia, questo te lo dico io. Come mai? Perché i francesi, meglio di no. Io tifo Croazia. Perché mi piacciono i più deboli. La Croazia come piccola nazione, diciamo 4 milioni di abitanti, c'ha questa opportunità e sarei contento se vincesse lei, insomma. A me piace, ecco. Una squadra che ha anche qualcosa di veneziano. Certo, soprattutto veneziano. Viva Croazia, buono, no? Viva Croazia. Come mai Croazia? Mi piace Croazia. Ce l'ho qua, Dio. Francia no. Francia non ci piace. No. Croazia è meglio perché è poverino. Loro... No, anche Francia è buona, però mi piace perché sempre l'altra volta ha preso Francia, questa volta almeno Croazia. Croazia, grande Croazia, odio la Francia, sono antipatici, scorbutici, cari, si sono fregati i marchi nostri,